Alta velocità in galleria nei progetti di rete ferroviaria, lo denunciano i 5 Stelle, regione che rimane contraria. Lo avete sentito nei titoli, nei piani per il rafforzamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste sarebbe allo studio un tratto ad alta velocità lungo 36 km tra Ronchi e Aurisina. A renderlo noto in una conferenza stampa poco fa il Movimento 5 Stelle, che ha ricordato la recente bocciatura del vecchio progetto per l'alta velocità a causa dei problemi che solleverebbe la costruzione di gallerie. In Carso, il servizio di Chiara Burtulo. Una nuova linea a doppio binario ad alta velocità, alta capacità, in grado di far viaggiare treni a 235 km/h, lunga 36,6 km, di cui oltre 22,7 in gallerie, tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari ed Aurisina. È quanto prevede lo studio preliminare di RFI per il potenziamento della Venezia-Trieste, il progetto da 1,8 miliardi di euro che dovrebbe far risparmiare 25 minuti nella percorrenza tra Mestre e il capoluogo giuliano e che ha soppiantato quello iniziale che vedeva la costituzione di una linea totalmente nuova ad alta velocità che sarebbe però costata 7 miliardi di euro. Il vecchio progetto, anche se già accantonato, a maggio scorso era stato bocciato dalla Commissione di verifica impatto ambientale del Ministero, anche a causa della criticità che presenterebbe la costruzione di gallerie lungo il Carso, un territorio dal delicato equilibrio idrogeologico. Come è dunque possibile che appena 2 mesi dopo la bocciatura del Ministero sia stato scritto un progetto che prevede di costruire una galleria lunga 22 km? A chiederselo il Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha organizzato una conferenza stampa per rendere pubblico lo studio preliminare di Rete Ferroviaria Italiana datato 20 luglio 2016. Secondo RFI le gallerie ci devono essere, chiediamo alla Regione se questa è anche la loro posizione o meno. Noi di sicuro siamo contrari. Sosteniamo che per risolvere i problemi infrastrutturali della nostra Regione si debba intervenire su alcuni interventi puntuali. Gli stessi interventi erano stati già individuati dal commissario Bortolo Mainardi e prevedevano una spesa di non più di 800 milioni di euro. Sul documento di RFI è scritto inoltre nero su bianco che questo progetto ha già avuto la condivisione del Friuli Venezia Giulia, ma la Regione smentisce categoricamente. Il Friuli Venezia Giulia replica l'assessore alle infrastrutture Santoro, in una nota si è già espresso con atti ufficiali contro il progetto che prevedeva la realizzazione di un'unica galleria per il passaggio della TAV nel Carso. Tale posizione rimane immutata. E, conclude, viceversa la Regione sta attivamente operando per lo sviluppo della progettualità alternativa alla cosiddetta TAV che consenta la velocizzazione della linea.